Viabilità rivoluzionata in centro a Caselle a partire da lunedì fino alla fine di agosto. Parte così la seconda fase di costruzione della nuova rotatoria che sorgerà dinanzi alla chiesa di Caselle e che sostituirà l'attuale semaforo nell'intersezione tra la provinciale 13 Pelosa e le vie Don Bosco e Manzoni. Ad annunciare questo nuovo stralcio di lavori sono stati il vice sindaco Natale e il consigliere ai lavori pubblici Soranzo. Una volta chiuso l'incrocio, il cantiere si allargherà, verrà deviato il corso d'acqua dello scolo Storta, seguirà l'abbattimento del ponte esistente e verranno collocati al di sotto dello scolo i nuovi sottoservizi. I tempi dei lavori, se tutto va bene, entro 2 mesi, ma noi contiamo, se il tempo ci sarà di aiuto, sarà clemente, con l'aiuto anche delle aziende, delle ditte, che sono 4, di riuscire a farlo prima dell'inizio delle scuole. Abbiamo scelto questo periodo perché le scuole sono chiuse, perché siamo quasi tra luglio e agosto, la gente va in ferie, il traffico è un po' diminuito e quindi questo disagio peserà un po' di meno sulla popolazione. Il costo del lavoro, lo sapete, sarà di circa 850.000 euro, però faremo un'opera che era veramente desiderata dalla stragrande maggioranza della cittadinanza, ecco. E Selvazzano cresce. Per quanto riguarda le deviazioni, da sabato verranno posizionati dei cartelli informativi. Per chi arriva da Padova e va verso Lubano e viceversa, la deviazione prevista sarà in zona industriale, tramite via Fermi, via Galilei, via Galvani o via Meucci e via Fracastoro. Nessuna strada verrà chiusa completamente al di fuori dell'area cantiere per limitare i disagi. Per raggiungere l'area delle scuole e la chiesa sarà necessario prendere la rotatoria del cimitero, proseguire lungo via Pelosa, poi girare per via Foscolo e via Monti, fino a giungere in via Manzoni. A causa del cantiere sono previste delle modifiche anche nella tratta finale della linea 10. Il capolinea sarà spostato da piazza Carlo Leoni a via Ceresina all'altezza del civico 15. Lungo tutta la via sarà istituito il divieto di sosta e l'autobus sarà autorizzato a percorrere la via in contromano per tornare indietro sulla principale. Presente all'incontro anche il comandante dei Vigili Maran, che assicura la presenza dei suoi uomini nei primi giorni del cantiere per monitorare e vigilare sulla viabilità. Soprattutto i primi giorni, proprio per capire e mettere in campo eventuali correttivi rispetto a quello che era stato preventivato in sede di progettazione. Anche se non abbiamo dei grossissimi margini di variazione, però siamo pronti a mettere in campo quanto è possibile per diminuire i disagi alla cittadinanza. Se ci sono necessità, ci sono i numeri che si possono contattare facilmente, sono quelli naturalmente Consorzio di Polizia Municipale di Selvazzano e naturalmente il Comune di Selvazzano. Siamo a disposizione. Swisher Channel News, Selvazzano dentro.